È andata? Dai che andiamo dentro la griglia di Michele. Va dentro la griglia, ecco, vedi, così vedi anche come funzionano i frighi a gas. Praticamente c'è quel bruciatore, no? Bam! Che non so se ha sorelle, Michele. Quel bruciatore scalda un'ampollina, diciamo, con delle sostanze chimiche che proprio per reazione chimica col caldo sotto generano del freddo all'interno del frigo. Non ti ho fatto il buongiorno Italia, però questa era la vista che avevo oggi. Cioè, bello, prima mattina, vedi la mia mansardina là, devo ricordarmi di chiudere anche l'oblò perché sennò ogni volta lo lascio aperto e ogni volta devo riprendermi l'oblò nuovo. Dai che vediamo come accendere il frigo di Michele. Allora, dai, Michele va fuori, no? Da fuoco tipo un stoppino. Ok, dopo a un certo punto mi dice Yuri vai, prima o dopo, quando il stoppino ha preso. Yuri tiene premuto qua, intanto tutti e due che fumano tranquilli, no? Davanti al gas così che butta fuori. Mollo? No, aspetta. Si scalda un attimino la pilota. Sì, perché fa freddo fuori, no? Vado? Tac. Acceso. Ecco. Vedi, quindi il frigo di Michele funziona così. Sì, perché è stato eliminato, non funziona. L'accensione. E invece se qualcuno, siccome ogni tanto leggevo su Facebook, no, tra gli annunci, se qualcuno ha un frigo a compressore da vendere al Michele, qualcosa di usato ovviamente da pochi skei, magari scrivetelo nei commenti o contattateci nel gruppo Facebook delle puntine del mondo e vediamo, insomma. Se magari si regala ancora meglio. Comunque il frigo a compressore non ci vuole l'inverter, cioè lo attacchi direttamente alla corrente in teoria, no? Confermateci questo perché io non ho mai avuto il frigo a compressore. Eccolo qua. Porta pazienza, sta là, fa il bravo. Eccolo qua. Dimmi tutto. Adesso signore, sto chiamando per l'ultima bolletta della luce. Cos'è che non va l'ultima? Perché ci risulta che avete ancora il vecchio fasce orarie e non hai fatto l'aggiornamento del 2019. Lo so, quindi... mi ha chiamato anche la tua collega. Ho la fascia oraria, quella di 3 milioni di anni fa, quella solare. Sì. Sì signore, ma è obbligatorio di fare il nuovo aggiornamento del 2019. Ma non ho internet adesso per scaricare l'aggiornamento. Signore, è importante di farla, facciamo soltanto due verifiche e l'aggiornamento si può fare in modo automatico, soltanto non dobbiamo fare so, due verifiche. perché i tecnici mi hanno detto di non metter mani alla centralina dei pannelli, quindi meglio lasciarla lì senza aggiornamento. Signore, non deve cambiare nessuna cosa, cambia soltanto il prezzo. Vabbè, niente, mi si è spenta la GoPro perché le batterie non durano niente, è una roba vergognosa. Comunque il tipo praticamente stava dicendo, no, che avrei pagato meno della mia attuale tariffa, che era quella vecchia, no, ancora quella del sole. Io ho detto cazzo, ho i pannelli solari, pago niente. Tu mamma. Aspetta. Guarda. Ciao. Guarda il sabato. Cioè, Io mi sporca tutto quanto il camper. guarda. E dopo viene dentro da me con i coccodrilli, le pantegane, il fango, tacà. Porca troia. Comunque vabbè, niente, alla fine mi ha buttato giù il telefono. Io purtroppo sono nelle blacklist di tutti questi telefonatori, quindi di telefonate ne ricevo veramente molto raramente e quindi ogni tanto me le passa l'Alessia, hai capito, menona che dà il mio numero. Che oggi è il compleanno di Michele, no? Ha scoperto che ha 50 anni e ci è rimasto malissimo. Allora vedi, sta facendo tutte le cose per sembrare teenager, guardalo, senti, anche la musica truzza si è messo, sentilo. Porca troia, sarà là iscritto su Netlog adesso. Beh, se ne esce con un bella raga, tutto rago gli tiro un pugno. C'è lì che muore dal caldo, vedi, per non aprire la finestra perché mi ha appoggiato la buccia alla banana e io gliela ributto dentro. Adesso crepa dal caldo. Porca troia. Ma che fa se stesso, Dio. Cancara! Porca troia! Ecco sì, quello che dice deve fare la cacca è Michele. Buongiorno Italia! Allora oggi ti porto a visitare le splendide spiagge caraibiche di Cabalarina e con questo elemento qua, no? Tanti auguri a me, tanti auguri a me.
È il suo compleanno, auguri Michele! Cioè, E nessuno mi fa gli auguri. beh, allora, tenendo conto che il video venirà fuori tipo a Natale, no? Con gli altri spiaia che faremo immersioni. Però va bene, dai. Solo un camper oggi, visto che roba. Vedi, quando scopri di aver compiuto 50 anni, no? Ti metti la musica tunz tunz, no? In camper e dopo stai lì a giocare col drone, vedi? E giustamente uno lo deve recuperare perché arrivato, diciamo, a quella soglia, no? A quella percezione, no? Del 50, dopo inizi un attimo anche a sentirti in contrasto, no? E devi a tua volta contrastare, no? Questa novità, e quindi niente, gli dai contro. Attento che dopo lo vediamo con Paletta e Secchiello, Mi piace quello che fa la club là, e Michele non è un marocchino che ci sta facendo un attentato terroristico, e mi piace sempre questa spiaggetta perché guarda, è proprio bella, di qua è la parte libera per i cani, se vuoi portarti il cane. Visto che Michele adesso è vecchio, che ha compiuto 50 anni, andiamo nella parte destra perché vedi ci sono i bagnini, quindi nel caso insomma facciamo bagnino, come sai che c'era la cosa, la serie TV una volta, no? Bagnini, che era il remake di Baywatch, bellissimo, cazzo. Poi ai 50 inizi a confonderti anche, no, la sessualità, perché fino adesso aveva le canzoni di Elton John, capisci? Adesso senti che... Guarda, muove il camper per film, guarda dentro, guarda. Che musichette omosessuali che mette su. Allora, per quanto riguarda la collaborazione tra YouPorn e le puntine del mondo, diciamo che arriva è pieno di granni con le tette fuori. Che bella questa, cazzo, tipidina, fantastica. E per vedere le teenager devi andare più verso Piazza Mazzini, mentre per vedere il comparto MILF devi spostarti più magari in zona Cortellazzo. Michele, ma è fredda, ma vedi te, prima mattina, cazzo, aia. C'è il metodo classico per superare la temperatura del mare. Oddio, mano! Oppure che freddo, cazzo, se fa freddo, boia, culo di prima mattina. Bene! Zingano! Vai, un altro tuffo, vai. Vai. Artistico! Vai di testa verso i scogli. Dai! Ma ti puoi respirare, ti tocca venire fuori per respirare. Guarda il bagnino che è fortunato, zappa il moscone, va a farsi il giretto. Che io voglio. Mentre io credo che oggi ti faccio il test delle docce, non quelle dei camper come al solito, ma le docce queste qua della spiaggia, no? Siccome è una spiaggia che ha interessato parecchi tu, no? Che sono venuti poi qua, e magari appunto questi tu o i futuri tu non sanno che ci sono anche le docce. Oggi è una giornata abbastanza calda, l'acqua del mare è tiepida, è tutto perfetto, c'è un po' di venticello, però insomma non è proprio il clima da doccia, quindi le proverà Michele. Tanto merda. Ja. Cocco bello o bella co? Si capisce capito. No. Cocco bello. E poi... Cocco bello. Poi il cocco a sto punto. Già qua è più top al locale, capisci? Perché tornando al discorso, no, quando parlavamo, no, della Serbia, di l'Ungheria, tutti quei posti là, visto che io ci ho messo l'anima a trovarti la toppa, ma non c'era proprio, non lo so. Dopo tanti tu hanno detto no, ma qua è pieno, qua e là, ok, però hai visto, io ho visto tot migliaia di persone ma non ce n'è neanche una, e quindi insomma ho fatto un po' una media, no? una mia statistica, quindi in base a questo calcolo empirico posso dire no, là non c'è toppa, qua c'è toppa. Allora do queste istruzioni perché ai tu veneti veramente torna utile sta roba. Allora guarda, là c'è il chiosco, noi entriamo per questa stradina qua. Arrivato qua, giri a sinistra e eccoti qua le douche.
Ah? Ciriki. Tipidina, no? Calda, giusto? Diciamo vabbè, che le tue scima sono gelate, difatti io non la faccio. Michele che vedi cambia doccia di continuo nella speranza che nell'ultima parte di tubo ci sia rimasta dell'acqua calda scaldata dal sole. E poi guarda, e anche i bagni netti, così non ti impienisci, come si dice da noi le nere. Impienisci, questo è il verbo impienissare. Sì, qua ti carichi con una tanichetta, i rubinetti, l'unica cosa è che qua chiudono alle 7:30, Ara qua. Ah, qua i bidoni alle squasse, bene, con le squasse a svodare. E qua gli amici, i colleghi tedescati col furgonato sotto il sole proprio, si è messo, guarda che roba. Porco cane, ho il coraggio. No, Austria, non tedescati. Qua l'altro vicino tu col camper lì, e noi altri furbi all'ombra, giustamente, ciamene mona. Sono arrivati altri. Beh, sto quasi proprio da sky, guarda che roba. Sì, 7,5 metri e passa, guarda che roba, enorme. Sì, altro che il tuo. È bellissimo, Zefiro, guarda che musetto, guarda ragazzo, guarda che robe. Zefiro 2,84, è più di 7 metri questo, ad occhio. Dopo magari sbaglio come sempre, però poralone che va e viene, ecco siamo usciti, adesso piove. Ho fatto di quelle foto qua, vediamo se mi ricordo di fartele vedere. Certo che decidiamo di metterci all'ombra e piove, guarda che sei forti, Guarda, vedi? Sono proprio sotto gli alberi. Infatti oggi i pannelli hanno caricato meno di 0, cioè sono a 12,6. Per carità, sto facendo vari lavori, diciamo, video, eccetera. Però insomma. Buongiorno Italia, non ho fatto neanche video, siamo stati a Eraclea Mare perché dovevo fare un video in attività, è venuto anche Michele che era il suo compleanno, siamo andati a mangiare la pizza, bellissimo, guarda, ieri notte là sugli scogli. Il lume di candela? No vabbè, c'era anche l'Alessia. C'era anche l'Alessia, esatto. Qua vedi? Vero che siamo anche sotto gli alberi, vero che i pannelli sono strasporchissimi, adesso in teoria andiamo a lavarli, però vedi, carichiamo a 0. Che figurante, inizia anche a piovere, è stato proprio un bel periodo, bello produttivo, carico, rilassato, bagno in spiaggia, eccetera, eccetera, molto bello. Non è di questo che volevo, diciamo, parlare, no? In questo momento di giornata mentre mi cucino le mie zucchine in padella. Sai, da quando ho aperto questo canale, no, ho conosciuto molti tu, seppur magari anche virtualmente, no? Questo è anche uno di quei discorsi difficili, no? Perché giustamente ognuno interpreta le cose a modo suo, quindi rischio sempre quando faccio questi ragionamenti. Ogni tu ha la sua particolarità, ogni tu è speciale. A volte però trovo di quelle persone, di quei personaggi che per me insomma sono ancora molto più speciali, cioè nel senso mi colpiscono, no? Attirano la mia attenzione, mi affascinano, no? Certe persone, tra cui oggi sono andato a vedermi questo video che ha postato nel gruppo il tu Gabriele Carena e la Marica Zanetti, no? Che è la sua compagna, cioè vattelo a vedere, digiti su YouTube Gabriele Carena la canzone Red and White, bellissima. Guarda, io adesso cioè un personaggio del genere come minimo te lo devi chiamare se hai un locale o qualcosa per farlo suonare, cioè guarda che sorriso che hanno certe persone. Cioè, vedi, sono queste le cose belle della vita, vivere tutte queste cose con questi sorrisi, questi modi di fare, no? È ciò che io dico sempre, l'enfasi, l'entusiasmo che uno ci mette. A me queste sono le cose che piacciono. Ovviamente così non capisci bene, vai a vedertelo nel suo canale, guarda, Gabriele Carena Red and White, e dopo dimmi. Questo ovviamente è un mio personalissimo pensiero, perché per me, per godersi veramente la vita e spremerla bene, non abbiamo bisogno delle auto di lusso, dei viaggi intorno al mondo e di tutte quelle cagate. Quelle sono i giocattolini per i bambini, i figli di papà. C'è altro di molto più importante, di molto più appagante. E è sempre ciò che io chiamo l'occhio che guarda, ossia
come tu riesci a vedere le cose, perché è inutile che punti a guardare chissà cosa se poi non lo sai apprezzare. Quindi è l'arte di saper apprezzare, l'arte di saper vivere, l'arte di saper guardare. E questi ragazzi mi sa tanto che sono dei bravi artisti, eh.